Il loro compito è la progettazione e la gestione di interventi pubblici per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Sono conosciuti come consorzi di bonifica e in Veneto se ne contano 10. Sono il Veronese, Adige Euganeo, Adige Po, Bacchiglione, Delta del Po, Acque Risorgive, Alta Pianura Veneta, Piave, Brenta e Veneto Orientale. Il loro è un compito importante perché a questi enti viene demandato l'onere di curare il territorio e di gestire ad esempio i corsi d'acqua minori, i canali di scolo. Il consorzio di bonifica è un ente pubblico istituito dalla Regione, amministrato direttamente dai propri consorziati, cioè da tutti i proprietari di immobili, terreni o fabbricati ricadenti nel territorio di competenza. Il consorzio è guidato da un presidente, un consiglio d'amministrazione, un'assemblea e un revisore dei conti, organi che restano in carica per 5 anni e alla scadenza del termine rimangono in carica per la gestione del consorzio fino all'insediamento dei rispettivi nuovi organi. Il prossimo 14 dicembre si voterà per il rinnovo proprio di questi organi con una procedura che si è già messa in moto da tempo. L'elenco degli aventi diritto è stato depositato presso le segreterie dei rispettivi consorzi. Gli elettori comunque dovrebbero aver già ricevuto da parte dello stesso consorzio la comunicazione contenente tutte le informazioni necessarie per esercitare questo diritto. Se così non fosse stato, ci si può rivolgere direttamente al proprio consorzio di bonifica. Hanno diritto di voto i consorziati soggetti al pagamento del tributo di bonifica, ma è bene fare una precisazione: per consorziato non si intende la persona fisica che paga il tributo, ma l'insieme del bene immobile e dei suoi proprietari. A differenza degli enti pubblici come comuni o regioni, dove le elezioni sono a suffragio universale, nei consorzi il diritto di voto è riservato solo ai consorziati che pagano, come si diceva, il tributo secondo un meccanismo che pesa il voto in funzione di quanto si paga. Le elezioni consortili sono dunque un momento fondamentale perché attraverso di esse i consorziati possono decidere chi governerà il loro territorio e il loro consorzio, quindi nei prossimi 5 anni.